A 3 mesi dall'efferato omicidio di Vincenza Saracino è stato arrestato il presunto killer. L'Interpol lo ha trovato a casa del nonno a Maracay, nello stato di Aragua, in Venezuela. Si tratta di Luigi Nasato Fazio, 32 anni, nato in Venezuela ma originario del Veneto. Il blitz è scattato nelle ore scorse e accusato di omicidio volontario aggravato dai futili motivi. Per quello che siamo riusciti a ricostruire nella fase dell'indagine, i motivi del rancore che questo soggetto nutriva nei confronti di Vincenza erano decisamente futili e assolutamente sproporzionati all'omicidio. L'assassino era il vicino di casa della vittima, una persona problematica che per alcuni anni è vissuto proprio accanto a Vincenza e alla sua famiglia, ha abitato con i genitori del fratello al piano superiore. Almeno in 2 occasioni in quella casa erano arrivate le forze dell'ordine per litigi violenti. Lui era stato aggressivo nei confronti del fratello. Una volta era stata presente all'aggressione anche Vincenza, che aveva tentato di calmare gli animi. Poi la famiglia del killer si era trasferita in Spagna per lavoro e Luigi Nasato era rimasto in quell'abitazione fino al 1° luglio, giorno in cui il killer ha acquistato un biglietto per il Venezuela, ha effettuato il trasloco ed è andato a dormire a casa di alcuni cugini a Vedelago. Ma nella sua mente era cresciuto un odio ingiustificato verso la donna. Il 2 luglio, in sella ad una bici, ha raggiunto la strada che Vincenza faceva ogni giorno per tornare a casa da lavoro. L'ha attesa più di un'ora. Poi, quando l'ha vista arrivare, l'ha affiancata e con un pretesto l'ha fatta arrivare al casolare disabitato. Lui, armato di un coltello, l'ha colpita alla testa e poi l'ha coltellata 5 volte. Vincenza ha tentato disperatamente di difendersi dalla furia omicida, ma lui se n'è andato, lasciandola esanime a terra. Il lavoro certosino dei carabinieri ha portato alla sua cattura. È stato un paziente lavoro di ricerca dove siamo riusciti a mettere insieme tanti elementi, tra cui videocamere di sorveglianza privata e pubblica, che ci hanno consentito di acquisire tutti gli elementi per poter poi giungere sia all'identificazione del soggetto e al percorso da lui fatto quel giorno. Il giorno dopo l'omicidio il 32enne è partito da Venezia verso Madrid, dove è rimasto qualche giorno, poi ha preso l'aereo diretto in Venezuela. Pensava di averla fatta franca. Il corpo di Vincenza è stato trovato il 3 luglio in quel casolare abbandonato a pochi metri dalla sua abitazione. Ora sarà attivato dall'Italia l'iter per l'estradizione. Se le autorità venezuelane daranno l'autorizzazione, Luigi Nasato tornerà in Italia per rispondere del delitto, un omicidio che potrebbe costargli l'ergastolo.